In un territorio come quello di Belluno, e lo sottoscrivo, un territorio che è immune totalmente da presenze e radicamento di criminalità organizzata, però non possono essere neanche in un territorio come Belluno sottovalutati alcuni fattori di rischio. Non possono e non devono, secondo me. E quali sono i fattori di rischio? I fattori di rischio sono dati da 3 momenti, a mio modo di vedere. Il primo momento è dato dal fatto che Belluno fino a qualche anno fa geograficamente, correggetemi se sbaglio perché non sono uno studioso di geografia di questo posto, ma fino a qualche anno fa viveva in una condizione di maggiore isolamento, era più scollegata rispetto ad altre realtà, sia dal punto di vista della rete viaria, sia dal punto di vista di altri mezzi di comunicazione. Oggi noi siamo in una società che da questo punto di vista facilita l'interscambio, facilita i rapporti, e questo è il primo tema, perché l'infiltrazione viene da fuori, non è qui. Il secondo fattore è, oggi, proprio in questo momento storico, prendiamo atto, si spendono parecchi soldi su questo territorio. Penso ai fondi di confini, sono centinaia di milioni di euro che vengono spesi, e vengono spesi molte volte attraverso meccanismi, strutture, stazioni appaltanti che, ahimè, per una questione legata anche al depauperamento di risorse che la pubblica amministrazione in questi ultimi anni sta soffrendo, non sempre sono attrezzate per avere una compiutezza nei controlli che vanno fatti sul profilo della legittimità, e questo è sicuramente un altro fattore di rischio. Un altro fattore di rischio, l'ultimo, è quello che naturalmente siamo abituati bene, e siamo abituati bene sul crimine comune. Io ho le foto, esco dalla prefettura, di fronte trovo una macchina bella con le chiavi inserite nella portiera che pendono tranquillamente, lasciata lì. Dico vabbè, ci sarà forse qualcuno che le ha dimenticate, vedrai che tornerà a prenderle. Io sono uscito il giorno dopo e le chiavi erano ancora lì e la macchina era ancora lì. Questo significa che è una società straordinariamente sicura, ma una società straordinariamente sicura ci fa sentire tali e ci allena poco a una reazione e a una prevenzione e a mettere in moto tutta una serie di cautele e di accorgimenti che di fatto qui mancano. Manca non solo il sistema d'allarme, manca non solo spesso e volentieri la videosorveglianza, ma talvolta manca persino la norma minima di cautela. Non chiudo la finestra, non chiudo la porta, lascio le chiavi nella toppa, ed è bello, meno male che sia così, perché significa che questa è una società sana, e lo è, però comporta qualche rischio, e lo stesso rischio lo troviamo poi sul versante che può essere più congeniale alla criminalità organizzata, per esempio quello degli appalti, ma non solo. Ed è questa la ragione principale per cui come prefettura noi stiamo provando a fare dei salti di qualità, e innanzitutto abbiamo immediatamente, da che sono arrivato, istituito un gruppo ispettivo antimafia, che non è il gruppo interforze antimafia. Il gruppo interforze antimafia è quel gruppo che ha il solo compito di condurre accessi nei cantieri laddove c'è una pratica di certificazione antimafia in corso. Il gruppo ispettivo antimafia fa un lavoro diverso, di tipo capillare, e cerca di mettere in moto un monitoraggio costante sui cantieri che riguardi a tutto tondo tutte le opere che si svolgono in un determinato territorio.